La sera del 3 marzo 2026 i missionari saveriani della Casa Madre hanno eseguito la ricognizione delle reliquie di Monsignor Conforti. Sapete che quello che vedete è in retroresina, al centro del petto lì c'è una scatola dove ci sono le reliquie del corpo del fondatore. Dopo 30 anni dalla sua beatificazione sono stati cambiati i paramenti e l'interno del reliquiario, che si trova nel santuario Conforti a Parma. I saveriani si sono raccolti in preghiera e hanno portato il corpo in processione dalla Cappella Martiri al suo posto, ai piedi del grande mosaico.